quello che vediamo in questa breve chiacchierata è l'approccio che ha avuto Desio e quello che ha lasciato Desio nello studio del Paleozoico carnico e vedendolo e confrontandolo con quello che è l'avanzamento delle conoscenze che abbiamo avuto successivamente. Intanto, Paleozoico. Cos'è il Paleozoico? Noi sappiamo tutti abbiamo sentito parlare, anche i non addetti ai lavori, che ormai è stata formalizzata una scala dei tempi, ci sono, in cui è stata divisa praticamente la storia della Terra, la Terra ha circa 4 miliardi e mezzo di anni, qualcosa di più, la più grande esplosione, l'esplosione della vita sulla Terra, prima erano solo unicellulari, è avvenuta circa 540 milioni di anni fa, all'inizio di quella che viene chiamata l'era Paleozoica. Da allora c'è stata una grande esplosione della vita e anche la stragrande maggioranza delle rocce che noi abbiamo e che affiorano sulla Terra in questo momento si sono depositate a partire da circa 540 milioni di anni fa, in qualche parte sono anche rocce molto più vecchie ovviamente, fino a oggi. Paleozoico è la prima delle ere. Al termine del Paleozoico è durata circa 300 milioni di anni, quindi non proprio quisquiglie, insomma. Consideriamo che l'ultima grande estinzione, per avere un'idea temporale, è avvenuta alla fine dell'era mesozoica, quando sono scomparsi i dinosauri, per esempio, ma quella è avvenuta 65 milioni di anni fa. Quindi i tempi sono un pochettino diversi rispetto ai giorni, ai mesi, agli anni con cui siamo abituati a confrontarci. Quindi il Paleozoico è un tempo lunghissimo praticamente. E quello che è estremamente interessante delle Alpi Carniche è che nelle Alpi Carniche c'è una delle sequenze paleozoiche più lunghe, più complete e più studiate non solo d'Europa, ma potremmo dire della Terra, in pratica. In realtà la parte più bassa scusate, ho sbagliato tasto. In realtà la parte più bassa del Paleozoico in Carnia non c'è. Se vogliamo trovarla in Italia dobbiamo andare in Sardegna meridionale. Però nell'Italia continentale le rocce più antiche sono depositate circa 460-450 milioni di anni fa e le troviamo in Alpi Carniche. Da allora abbiamo una prima sequenza più o meno continua, che prende il nome di sequenza prevarisica, che dura circa 130 milioni di anni, sì, c'è qualche interruzione, ma bene o male è una cosa, è continua, e che è stata poi interessata da una breve orogenesi e successivamente si è depositata una seconda sequenza che prende il nome di Permo-Carbonifera. In mezzo alle due, come dicevo, quindi mancano circa una decina di milioni di anni, ma perché non sono documentati questi 10 milioni di anni circa? Perché in realtà in questo intervallo, allora, la stragrande maggioranza delle rocce sedimentarie si deposita in ambiente marino, qualcosa in ambiente continentale, ma soprattutto in ambiente marino. Quando le terre, quelli che sono i fondali marini, a seguito dei movimenti dei continenti, si generano catene montuose e così via, si ha immersione, ma in ambiente continentale facilmente si ha erosione. Di conseguenza non abbiamo una grande documentazione. Io qui sto continuando a schiacciare i tasti al rovescio, prima o poi ci riuscirò. Ok, allora qui in mezzo è successa quindi quella che prende il nome di orogenesi. È cresciuta una catena montuosa non particolarmente alta, che non è durata moltissimo praticamente, però gli effetti di questa catena la vediamo ancora adesso. Quindi praticamente queste sono foto, quella superiore è la versante settentrionale della creta delle Chianevate, quindi siamo nel massiccio del Coglians, che è la cima più alta del Friuli, le altre siamo nella zona a sud del Cason di Lanza, Monza e Zermula, dove si vede come queste lineazioni che seguono da una... Sono veramente incapace di usare questo aggeggio. Dove praticamente questa linea che vedete che passa da una montagna all'altra, in realtà è dovuta proprio a questi corrugamenti di quando sono cresciute non tanto le Alpi adesso, ma quella catena paleocarnica come viene chiamata come cosa. Ora, tutte queste rocce hanno delle caratteristiche diverse. Ce l'abbiamo fatta. Hanno delle caratteristiche diverse e
Però quello che noi riusciamo a vedere adesso in questo schema, che è uno schema aggiornato, ognuna di queste caselline praticamente, con un linguaggio di colori diversi, rappresentano un tipo di roccia che noi adesso riusciamo a distinguere sul terreno. Sappiamo l'intervallo di tempo in cui si è depositata, grazie a studi di tipo stratigrafico, studi di tipo paleontologico, perché ogni organismo che è vissuto nella storia della Terra è vissuto in un certo intervallo di tempo ben preciso, per cui se noi troviamo un fossile in una roccia, possiamo dire che quella roccia si è depositata quando quel fossile era un organismo vivente. E in base a questo si va a ricostruire la stratigrafia e l'andamento delle cose. In pratica cosa notiamo però? Se partiamo dalle rocce più antiche sulla sinistra dello schema, bene o male abbiamo uno schema abbastanza uniforme. Quello che cambia molto è durante il periodo devoniano, quando nelle Alpi Carniche si sviluppano le più grandi scogliere, quindi diciamo l'equivalente di allora di una barriera corallina attuale, le più grandi scogliere che troviamo documentate adesso in Europa, di quell'età come cosa, e tra le più grandi del mondo peraltro. Il massiccio del Coglians è una di queste grandi 4 scogliere che abbiamo nelle Alpi Carniche, la più grande. Ma oltre a questo abbiamo lateralmente anche una serie di depositi che vanno verso il mare più aperto. Quindi riusciamo a ricostruire completamente un ambiente deposizionale dalla scogliera al mare aperto, alla parte lagunare protetta e così via. Negli altri intervalli la situazione è molto più regolare, se vediamo. Abbiamo meno differenze tra mare più profondo e mare meno profondo. Quindi sostanzialmente, andando avanti nel tempo, però noi abbiamo anche un'evoluzione del bacino di sedimentazione. Nell'Ordoviciano, qua non ho messo uno schema geografico, ma verso la fine dell'Ordoviciano le rocce che troviamo in Carnia sono depositate in un mare freddo, perché siamo più o meno dove c'è il Sudafrica adesso, forse anche un pochettino più a sud. E da allora tutta la regione carnica si è spostata progressivamente verso nord, arrivando dove siamo adesso. Siamo vicino alla costa, le rocce ce lo raccontano. Sono rocce depositate in un mare molto poco profondo. Ci spostiamo avanti nel tempo, sono solo depositi in mezzo al mare. Non è un mare profondissimo, qualche centinaio di metri probabilmente. Non crediamo che sia arrivato al migliaio di metri, probabilmente meno. Però siamo lontani da qualunque terra emersa. Nel Devoniano succede qualcosa di diverso. Si iniziano a svolgere, vedete come l'area è fortemente differenziata. Abbiamo delle zone di mare poco profondo, delle zone di mare decisamente più profondo. Chiaramente, secondo nella parte, quelle gialle, la scogliera, quelle altre di mare aperto, si depositano rocce diverse e vivevano organismi diversi. Successivamente le scogliere spariscono. Per una combinazione tra variazioni del livello del mare e tettonica locale, le scogliere spariscono e a un certo punto, tra la fine del Devoniano e il Carbonifero superiore, abbiamo solo dei depositi pelagici, quindi di mare aperto ancora una volta. A questo punto arriviamo all'orogenesi, quella che abbiamo visto prima, i cui effetti, adesso velocizziamo un pochettino, nella parte superiore, dopo che si inizia a smantellare questa catena montuosa a cui ho accennato, abbiamo dei depositi marini, però poco profondi, vicino alla linea di costa, con forti variazioni di livello del mare, che noi vediamo con una notevole variazione verticale, quindi nel tempo, delle rocce che abbiamo. Quindi ambiente costiero, ambiente lagunare anche, poi mare aperto, poi di nuovo costiero e così via. E questa praticamente è la storia, fino ad arrivare verso la fine del Permiano, siamo di nuovo invece completamente in ambiente di terre emerse. Questa è una ricostruzione proprio del Devoniano. Vedete tutti i vari tipi di rocce che noi che ritroviamo in questo intervallo di tempo per circa 25-30 milioni di anni, tra la scogliera, il mare aperto e i depositi intermedi, dove abbiamo un'alternanza praticamente di depositi poco profondi, un pochino più profondi, ma anche gli effetti di delle grandi frane che si staccano dalla parte più esterna delle scogliere. Ora, perché questa premessa? Perché quando noi adesso sappiamo questo, ma lo sappiamo per tutta una serie di informazioni che derivano dal contenuto di fossili, dagli studi fatti da 150 anni in più e più, fino ad arrivare a oggi. Questo è lo schema stratigrafico che noi utilizziamo adesso per il Paleozoico carnico. Quindi ancora, vedete, soprattutto nella parte devoniana, ecco, una delle grosse difficoltà in passato, e vedremo
perché di questa introduzione, è proprio il capire o avere i mezzi per dimostrare che rocce lateralmente della stessa età, cioè sono diverse tra di loro, ma in realtà si sono depositate nello stesso intervallo di tempo. Sono praticamente rocce coeve. Ora, Ardito Desio in Friuli ha fatto vari tipi di studi, ha lavorato, come abbiamo sentito, in tutto il mondo, ha fatto cose eccezionali dovunque, ma non ha mai dimenticato la sua terra di origine. Ha fatto molti studi di tipo geomorfologico, molti studi di tipo glaciologico, di cui sentiremo parlare successivamente, ha fatto qualche studio di tipo più strettamente geologico e un lavoro paleontologico sulle faune triassiche e giurassiche. Si è sempre dedicato maggiormente al Triassico e al Giurassico, principalmente delle Alpi Giulie. Sono pareti spettacolari e diciamo che anche forse la sua vena alpinistica lo andava a riportare di più su questo, oltre ai contatti che chiaramente aveva avuto con chi lavorava allora principalmente in Carnia. Sulla parte più strettamente paleozoica, il Paleozoico inferiore, ha lavorato, i prodotti sono sostanzialmente 2 carte geologiche, della Carta geologica d'Italia, e la prima addirittura era ancora la Carta geologica delle Tre Venezie, quella del 26, poi convogliata nella Carta geologica d'Italia, ed è stato direttore del rilevamento del Foglio Tarvisio nel 67. La prima di queste è stata fatta, i rilevamenti sono stati fatti da Ardito Desio e da Michele Gortani. Michele Gortani era il riferimento per la geologia carnica e per la geologia italiana praticamente di quel periodo. Nato a Tolmezzo, allora negli anni 20, dopo essere stato a Pisa, a Cagliari, è diventato docente a Bologna e ha istituito praticamente la scuola, ha seguito e ha creato la grande scuola di geologia di Bologna praticamente come cosa. Un'altra premessa importante, torniamo alla scala dei tempi. Noi adesso la conosciamo benissimo. Esiste una commissione internazionale di stratigrafia che tramite una serie di organi interni definisce in modo univoco e preciso ognuno dei nomi che noi troviamo in questa scala. Cos'è il Giurassico, cos'è il Cretaceo, cos'è il Devoniano. Ma 50 anni fa non era così, 100 anni fa lo era ancora meno. Molti dei nomi che utilizziamo adesso si utilizzavano anche allora, ma più o meno non erano definiti in modo così preciso. Per dare l'idea, Ordoviciano e Siluriano si utilizzavano dal 1830, perché lì sono stati coniati la prima volta in Inghilterra. Venivano utilizzati dovunque, però sono stati definiti nel modo preciso solo nel 1960, nel congresso geologico internazionale di Hernán, che ha definito con precisione che cos'è il Siluriano, che cos'è il Devoniano, cioè l'intervallo di tempo che va dalla comparsa di un certo fossile alla comparsa di un altro fossile. Per queste sono le definizioni dei periodi. Per dare l'idea, il termine siluriano è stato coniato nel 1839 da un geologo inglese che aveva riconosciuto queste rocce particolari tra il Galles e l'Inghilterra e aveva dedicato il nome alla tribù dei Siluri che avevano tanto fieramente combattuto per l'indipendenza di quelle zone contro l'invasione romana. Questo lo sappiamo da Tacito come cosa. Nella sua descrizione era già stato definito poco prima le rocce della regione dove abitavano i Cambri, il Cambriano, sempre da quelle parti. L'Ordoviciano, però c'erano in mezzo delle rocce che erano contese. E qualche anno dopo, quindi un altro geologo, qualche anno dopo, 1889, 50 anni dopo, 40 anni dopo, ha istituito l'Ordoviciano per definire le rocce che erano dibattute, secondo alcuni autori appartenevano al Siluriano, secondo altri al Cambriano, e così via. Il Devoniano più o meno è la stessa cosa, è stato definito nel 1839, quindi questi nomi erano in uso comunque dovunque, perché si sapeva che queste rocce avevano più o meno quell'età, ma senza la precisione che abbiamo adesso. In Carnia i lavori prima di quelli con Desio erano stati fatti a partire dalla metà del XIX secolo, principalmente da geologi austriaci inizialmente, quindi Stache, Geyer, Fresch, e su parte italiana, tra gli altri, Torquato Taramelli, Annibale Tommasi, e lo scopo di tutte queste ricerche erano quelli di mettere in fila le varie rocce e trovarne le loro età. Quindi questa è più vecchia di questa è più giovane di quest'altra e così via.
A partire dal XX secolo, sullo stesso filone sono iniziati i lavori di Michele Gortani e di Paolo Vinassa de Regnier, che hanno prodotto una grandissima quantità di articoli su vari aspetti della geologia e paleontologia delle Alpi Carniche. Hanno prodotto carte geologiche. Quello che dobbiamo considerare è che, allora, cos'erano gli elementi che avevano allora per dire che una roccia apparteneva al Siluriano piuttosto che al Devoniano piuttosto che a qualcos'altro? Il fatto che erano sotto a una roccia o sopra a un corpo roccioso all'interno del quale c'erano dei fossili che venivano attribuiti a uno piuttosto che a un altro dei vari periodi. Il problema era le rocce che, anche se sono depositate in ambiente marino, non sono così ricche di fossili. O magari sono ricche di fossili sì, ma sono microfossili, lo studio sistematico dei microfossili è iniziato sì in certe aree ancora nell'Ottocento, ma in modo molto più concreto una 60, 50, 60, 70 anni fa, non di più. Quindi, se andiamo a vedere com'era la concezione quando Ardito Desio ha iniziato a lavorare in Carnia della sequenza paleozoica carnica, se vedete sulla sinistra abbiamo la scala dei tempi come la conosciamo adesso. Le rocce che noi adesso attribuiamo da una parte all'altra, nello schema di Gortani e di Vinassa, venivano messe in questo modo. L'Ordoviciano veniva chiamato spesso Siluriano inferiore, però almeno era quello. Il Siluriano veniva anche chiamato Gotlandiano, perché rocce di età siluriana sono diffusissime nell'isola di Gotland, che è un'isola svedese nel Baltico. Però, come vediamo, buona parte delle rocce marine del Devoniano venivano attribuite al Siluriano, perché stavano sopra quelle siluriane e lì di fossili ce ne sono pochi, o fossili evidenti. Venivano chiamate Devoniano decisamente le rocce di scogliera. Le rocce di scogliera sì che ci sono tanti fossili, sono costruite da organismi, quindi coralli di vario tipo, spugne, briozoi, brachiopodi, bivalvi, gasteropodi, tutto quello che vogliamo. Sono rocce ricchissime, quindi quelle sono devoniane. Finiscono queste, da un punto di vista stratigrafico, quello che ci sta sopra allora è dopo quello devoniano, e quindi passiamo a un devoniano superiore. Poi la parte carbonifera invece è abbastanza definita. Quindi in questo contesto ha iniziato a lavorare Desio e nella carta geologica del 26, che è stata fatta insieme a Michele Gortani, Desio ha rilevato principalmente la parte triassica, però ha chiaramente collaborato con Gortani anche nella parte paleozoica, e le note illustrative sono state pubblicate l'anno successivo rispetto alla carta. Abbiamo qualche rilievo, per esempio, questa è l'area di Monte Zermula, e se vedete nella carta c'è una zona che è tutta cerchiata, praticamente colorata in azzurro. Normalmente nelle carte geologiche i singoli tipi di roccia sono colorati con colori diversi proprio per distinguerli, in pratica. Tutta quest'area qui è principalmente roccia della scogliera, che è quella che nella foto vedete come bianca, le rocce chiare dello Zermula, del Zuc della Guardia, dello Zuc di Malaseit. In realtà la montagna dietro, che è Monte Pizzul, sono rocce di età diversa, in parte in sovrapposizione rispetto alla scogliera, ma è una sequenza diversa. In questa figura però è tutto cercato così. Non abbiamo una leggenda, almeno io non ho una leggenda di questo, l'impressione che possa aver cerchiato i terreni paleozoici in generale, però allora ce ne manca qualcosa e c'è qualcosa di più, perché il Salinchiate nella parte in basso a destra dell'immagine in realtà è un pochettino più recente. Però il contributo c'è, quindi se noi però andiamo a vedere lo schema stratigrafico che è stato pubblicato nella carta, in realtà troviamo esattamente lo schema di Gortani. Ci sta, siamo pochi anni dopo. Una curiosità che non vi ho fatto notare nell'immagine precedente, che però può essere interessante, siamo dopo la Prima Guerra Mondiale. Se guardate la base topografica, il confine di Stato tra Italia e Austria passa, vediamo se riesco, quindi la carta riporta ancora il confine di Stato fino alla Prima Guerra Mondiale. Adesso il confine tra Italia e Austria è qualche chilometro più a nord, sullo spartiacque praticamente. Allora scendeva al Cason di Lanza e poi proseguiva nel Pontebana. 40 anni dopo, adesso ci arrivo, 40 anni dopo il foglio Desio è il direttore di rilevamento del foglio Tarvisio. Nell'introduzione del
delle note illustrative dice chiaramente che buona parte del lavoro è stato fatto dal professor Assereto e di conseguenza è stato messo Assereto come primo autore della pubblicazione. L'area in realtà è un'area abbastanza piccola, perché qui il confine di Stato è cambiato abbastanza rispetto alla prima guerra, rispetto alla prima e rispetto alla seconda guerra mondiale, perché esisteva una carta precedente fatta da Rortani nel 27-28 e questa invece chiaramente l'Italia si è ridotta, questa parte d'Italia dopo la seconda guerra mondiale, è stato rifatto il rilevamento con tecniche e metodi anche più moderni, però in realtà la parte paleozoica affiora solo in quello piccolo quadrato. Tutto il resto è triassico. Nella parte paleozoica qui abbiamo un rilevamento, ci sono, anche qui vedete i vari colori che indicano le varie rocce, eccetera. Ora, rispetto allo schema che abbiamo visto prima, in questa area affiorano molte meno unità rispetto a quelle delle parti centrali e occidentali della catena carnica come cosa. Anche qui però cosa vediamo? Viene riconosciuto l'Ordoviciano, nello schema a sinistra, poi nello schema stratigrafico viene messo come siluriano inferiore, ma abbiamo visto che le due cose ancora negli anni 60 erano abbastanza messe in parallelismo. Poi abbiamo un siluriano, poi abbiamo un devoniano, però non abbiamo mai differenze laterali, ancora. Quindi un siluriano, sopra un ordoviciano, ci stanno i calcari siluriani. Se andiamo a leggere la descrizione, in quelli dei calcari siluriani ci sono tanti termini che in realtà adesso sappiamo essere devoniano inferiore o anche medio come cosa. Abbiamo la scogliera, anche qui ci sono delle piccole scogliere anche in questa area, sono considerate devoniano, e al di sopra del devoniano abbiamo l'Ortwipfel. Questo è lo schema più o meno attuale, work in progress, di rilevamento attuale di quest'area. E se andiamo a vedere, quindi vedete che molte cose bianche sono perché le unità che ci sono in altre parti della catena carnica qua non ci sono, l'area è molto più limitata, ma se andiamo a vedere, questo è quello che risulta dalle note. Ancora una volta la difficoltà è quella, e formalmente proprio per questo che in quegli anni ha iniziato Ardito Desio a dare molta spinta ai lavori di carattere micropaleontologico, perché si è reso conto di come tramite i microfossili sia possibile molto di più andare nel dettaglio per andare a dare l'età a rocce rocce chiaramente sedimentari o di basso grado metamorfico, in cui non abbiamo presenza evidente di macrofossili. E questo è quello che era lo schema. La cosa un po' sorprendente è che non viene da nessuna parte, si trovano riferimenti alla formazione di Palgrande o calcari aclimenia, come vengono chiamati più normalmente, che sono i calcari pelagici che stanno praticamente quasi dovunque nella parte carnica sopra la scogliera. L'impressione, leggendo le note illustrative, c'è una riga un po' sibillina in un punto dove si parla di calcari rossastri nodulari che da qualche parte potrebbero anche essere devoniani, da qualche altra parte della catena in realtà è scritto. Queste unità probabilmente sono qualcosa dei calcari del Palgrande e qualcosa dei calcari del Findenig. Due immagini per chiudere, per dare un'idea. Ecco, questa più o meno è la costruzione, lo schema stratigrafico come prodotto da questa carta, quindi manca quello. Nella parte superiore, in realtà noi adesso sappiamo che manca, nel senso non si è depositato, dove ho messo la linea nera, in realtà lì c'è un intervallo abbastanza lungo non depositato sotto a quelle che sono le arenarie di Val Gardena come cosa. Quindi parte del Permiano non è documentato, mentre invece l'altra discontinuità che è messa tra il grigio e il giallastro, in realtà quella non c'è perché sostanzialmente è praticamente in continuità come cosa. È chiaro che l'area è un'area difficile. Gli affioramenti, questa è una foto di quest'estate di quest'area, gli affioramenti sono abbastanza limitati, è difficile vedere pareti rocciose o rocce che favoriscono in modo chiaramente. Questa è la chiesetta di Maria Schnee, nella carta quest'area qua è indicata come siluriano, S2, le rocce che affiorano qui nel prato adesso sappiamo essere devoniane per esempio. Se ampliamo un pochettino la veduta, la montagna dietro è Monte Östernig, qui è segnato come scogliera, in realtà forse c'è un pochino di scogliera alla base, ma in realtà tutta la montagna praticamente sono quei calcari pelagici devoniani che non sono stati individuati in questa carta. Ma dove ci sono i fossili di ammonoidi? Sono facili da riconoscere, se no non è così banale se non andiamo a fare analisi di tipo micropaleontologico. Quello che è riconosciuto correttamente sono le scogliere.
Qui vedete roccia di scogliera, queste che vedete sono stromatoporidi, che è un gruppo particolare di spugne che potrebbero essere anche molto grandi, che però immediatamente ci dicono che siamo nel Devoniano medio e che siamo in un ambiente di scogliera. È chiaro che quindi le scogliere si riconoscono facilmente comunque, perché sono pareti più marcate anche, però con tutta quella vegetazione, è vero che negli anni 60 ce n'era meno dalle foto che abbiamo visto, però in ogni caso c'è tanta copertura ed è difficile. Questo è Monte Comizza oggi, trovare un affioramento roccioso qua è abbastanza complicato, è molto più facile, è molto più spettacolare, forse anche più ripagante per il geologo di terreno andare a fare rilevamenti sulle Giuglie che sono sullo sfondo dell'immagine, insomma, quindi, e quelle sono triassiche. Grazie per l'attenzione.